Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La minaccia delle agromafie all'Expo Divinazione in corso a Siracusa. Il sottosegretario Del Mastro, quella del CSM è la madre di tutte le riforme. Grevissimo il giovane accoltellato durante la movida di Palermo. Continua la violenza nel fine settimana con risse, botte e locali chiusi. La Procura di Enna apre un'inchiesta sulla carenza d'acqua. Trapani a secco per un guasto alla condotta. Il ciclo mestruale dà tabù a protagonista di una rivoluzione culturale. Il convitto Cutelli a Catania introduce il congedo di 2 giorni per le studentesse. L'inno alla libertà delle donne di Giulia May, cantautrice palermitana scoperta X Factor. Calcio, buone notizie per il Catania, il giorno dopo la sconfitta rimediata a Giuliano. Beters ha lasciato l'ospedale. Piovono fischi in casa per il Trapani che pareggia 1-1 con la Juve Next Generation. In apertura andiamo subito all'Expo Divinazione in corso a Siracusa, la vetrina delle eccellenze che anticipa il G7 Agricoltura. Oggi si è parlato del contrasto alle agromafie. Per noi in diretta c'è Luca Ciliberti. Luca. Quello di questa sera, seppur relegato probabilmente anche in tono minore visto l'orario in cui è stato realizzato, è uno degli argomenti più interessanti e probabilmente uno dei fenomeni che più flagella la nostra regione, la Sicilia, insieme a quello della siccità, ovvero quello delle agromafie. Proprio in questa zona, nel sud-est della Sicilia, il fenomeno ad esempio del caporalato o ancora la mafia dei pascoli che diciamo, è diventata famosa per il protocollo Antoci, divengono argomenti di fondamentale importanza, argomenti sul quale si dibatte e sul quale si cerca di incontrarsi tra governo nazionale, governo europeo e governo regionale. Oggi c'è stato proprio questo tema al centro dell'Expo Divinazione 2024 proprio qui a Siracusa. Si sono incontrati e hanno parlato tra tutti il ministro Piantedosi, che ha ribadito quanto sia importante la lotta al fenomeno del caporalato. Si sono incontrati anche il ministro Musumeci, ministro della protezione civile, che è stato anche presidente della regione e quindi che conosce bene il tema. Musumeci ad esempio ha detto che non si può più affrontare il fenomeno del caporalato e delle agromafie solo su un piano locale o nazionale, ma la lotta deve essere transnazionale. E poi il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che oltre ovviamente a ribadire quanto sia importante la lotta ai fenomeni delle agromafie, ha parlato anche delle riforme che il governo Meloni ha messo in campo soprattutto sul piano della giustizia, l'abuso d'ufficio su tutti, la cancellazione del reato di abuso d'ufficio. Dice è un reato davvero minore, per cui il governo ha fatto bene a tagliarlo, ma soprattutto ha parlato della riforma della giustizia e del CSM. Ha detto una frase così come dire, sibillina, ha detto i problemi non sono tra i laici, riferendosi al caso Natoli che ha derubricato come caso isolato, ma i problemi sono tra i togati, quindi insomma la scelta e la separazione delle carriere è uno degli obiettivi importanti di questo governo. Noi ci troviamo proprio davanti all'Istituto di Cultura di Siracusa, dove si è tenuto questo convegno che è appena finito, quindi insomma questi sono i temi sui quali si è discusso oggi, temi che restano come dire, in agenda e che devono essere certamente dibattuti. Oggi nota a margine il ministro Lollobrigida, che è stato qui per tutti i giorni di quest'Expo e anche prima per vedere i preparativi. Oggi è volato a Bruxelles per definire le politiche europee per la pesca, ritornerà più tardi, ritornerà questa sera e parteciperà ovviamente agli incontri che si susseguiranno anche domani. A te la linea. Grazie Luca, passiamo adesso alla cronaca. Sono gravissime le condizioni del 21enne accoltellato alla Vucciria di Palermo, ha subito 8 coltellate nel corso di una rissa. Marco Gullà.
Sguardi di minaccia, la parola di troppo e subito si accende la scintilla che scatena la rissa. Il ring, ancora una volta, è quello della Vucciria a Palermo, ormai ex mercato storico e attuale punto centrale della movida del capoluogo siciliano. A fronteggiarsi due gruppi di ragazzi in via Panneri, la stradina che collega piazza Caracciolo a Corso Vittorio Emanuele. Non sono ancora chiari i motivi della rissa, ma ad avere la peggio è stato un giovane di 21 anni, arrivato sabato notte al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia con 8 coltellate al torace e all'addome. Una di queste, la più grave, gli ha bucato la membrana che protegge il cuore. Le sue condizioni sono critiche, ma da Villa Sofia ci comunicano che il 21enne non è in pericolo di vita. Sull'accoltellamento stanno indagando i carabinieri che hanno sentito gli amici e acquisito le immagini delle videocamere della zona di via Roma e Corso Vittorio Emanuele. Risse come quella che vediamo in queste immagini. La contesa tra due gruppi di giovani scoppia in via Brunelleschi, pugni e calci e una ragazza che urla qualcuno sta male. Scene di una movida balata che sfocia anche nella poca sicurezza che regna in determinate zone della città, dove tutto per questi giovani diventa un pretesto per scatenare risse da Far West, movida che fa rima con violenza e con sangue. A Catania i carabinieri hanno salvato una donna dall'ex marito violento che l'aveva seguita e minacciata fin dentro il cimitero, dove si era recata con la figlia tredicenne per deporre un mazzo di fiori sulla tomba di un giovane figlio. L'uomo è stato arrestato. In caserma la vittima ha raccontato anni di violenze subite dal marito, che le avrebbe picchiata anche mentre era incinta, provocandole l'interruzione di gravidanza. Parliamo della crisi idrica che riguarda diverse province dell'isola, tra queste anche Enna, dove la procura, per accertare se ci siano situazioni di illegalità, ha aperto un'inchiesta. Adelaide Barbagallo. Enna assetata, cittadini inferociti, la procura di Enna accende riflettori sull'emergenza idrica che sta flagellando l'intera provincia. Un'indagine esplorativa dettata dall'allarme sociale evidenziato dalla proliferazione di manifestazioni e proteste di utenti e residenti esasperati. I temi da approfondire sono tanti: la turnazione drastica della fornitura idrica fino a 7 giorni, le bollette da pagare nonostante il disservizio con l'acqua che in alcuni casi non arriva nemmeno nel giorno previsto dalla turnazione, e poi c'è la questione autobotti in mano ai privati che i cittadini devono pagare di tasca loro. Il rischio del mercato nero dell'acqua è altissimo, una situazione complessa che la procura di Enna intende affrontare per svelare se sussistono profili di illegalità. La gravità della situazione viene espressa bene da un video che sta facendo il giro del web. Una nonna e la nipotina lavano i panni nel lavatoio di Papardura. Sembra essere tornati indietro di decenni e invece siamo nel 2024. La penuria d'acqua riguarda anche altre province, tra queste Trapani, rimasta a secco per un guasto ad una conduttura, mentre a Caltanissetta continua la turnazione d'acqua ogni 7 giorni. Sono 214 migranti arrivati fra la notte e l'alba dopo il soccorso di 4 imbarcazioni a Lampedusa, dove ieri ci sono stati ben 5 sbarchi per un totale di 323 persone. Sull'ultima imbarcazione soccorsa dal veliero Astral dell'ONG Open Arms c'era anche una bambina di 10 mesi che viaggiava con i genitori e i fratellini di 3 e 8 anni. Il ciclo mestruale da tabù a rivoluzione culturale. Dopo il modello spagnolo, anche il convitto Cutelli di Catania introduce appunto il congedo per le studentesse. Desiree Ferlito. Fino a 2 giorni a casa per le studentesse nel periodo mestruale. Dopo il modello spagnolo, lanciato nel 2022 anche il convitto Cutelli di Catania, come primo convitto in Italia. Festeggia questa conquista tutta rosa. Le studentesse potranno usufruire di 2 giorni di permesso al mese, escludendoli dalle assenze previa certificazione. È fastidioso innanzitutto studiare col ciclo. Stare in classe non riesco ad ascoltare. I dolori sono troppo forti. E poi proprio io non posso prendere i medicinali, perciò è ancora peggio. Questi 2 giorni giustificati secondo me è del tutto giusta, perché per esempio io sono anche una persona che durante il ciclo mestruale a volte sviene. Quindi sviene, vomita, e quindi diciamo che vorrei anche essere giustificata in quei pochi giorni della settimana per le mie condizioni di salute. Penso che i primi 2 giorni per tutte le ragazze, indifferentemente se hanno un ciclo abbondante, forte o meno, bisogna stare 1 o 2 giorni a casa, pure per i dolori, perché i primi giorni sono sempre i più pesanti. Da tabù a rivoluzione culturale. Parlare di mestruazioni vuol dire parlare di diritti. Sono infinite le espressioni indicate dalle donne per non dire mestruazioni. Devo andare in bagno, sono indisposta.
ho le mie cose. Mi è venuto il signore rosso. Non esiste una protezione legale per le studentesse che si trovano fisicamente impossibilitate a svolgere le loro solite attività quotidiane durante il ciclo mestruale. Mi faccio forza perché so che lo devo fare, però è pesante. Con il riconoscimento di questo diritto viene impedita la discriminazione delle studentesse. Il sindaco trantino, sindaco di Catania, balla, canta e rivendica il successo della serata Boomer al Castello Ursino e l'importanza della pedonalizzazione di quest'area. Tonino De Mano. In 4.000 persone al Castello Ursino con 19 DJ ad alternarsi alla console, tanta energia e voglia di stare insieme. Una serata boomer che riconcilia e che smorza in parte le polemiche contro la pedonalizzazione di Piazza Federico II di Svevia. Diciamo subito che qualche problema resta, ma la sensazione è che tutto si può migliorare, magari con la collaborazione di residenti, commercianti e ristoratori. Qualcuno ammette che la chiusura al traffico sembra aver liberato la piazza da parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia e incivili scooter che scorrazzavano tra i turisti. È più rilassato il sindaco trantino, lo vedete mentre balla in t-shirt bianche e poi in giacca mentre filma compiaciuto l'evento, per poi ancora lasciarsi andare ad un commento che sa tanto di provocazione. Ma com'era la storia che con la pedonalizzazione avremmo desertificato Piazza Federico II di Svevia? Ha scritto sui social. Non mancano le repliche altrettanto piccate. Questo ristoratore chiede altre serate boomer. Serata bellissima, signor sindaco, ma i ristoranti, le attività numeri da Profondo Rosso, che ben vengano queste serate, se le vengono organizzate almeno una volta alla settimana. Un commerciante prende atto del successo ma ha qualche riserva. Io chiedo al sindaco di venire in piazza di giorno nelle ore diurne. Perché è scomparso? Perché non si fa vedere? Perché sa che è un fallimento il giorno, è una tristezza, è la disperazione delle attività. Nota stonata i tanti verbali, a volte per controverse e autorizzazioni, altri per mancanza di tolleranza, come denuncia questo carrozziere. Stamattina è venuto un cliente con il permesso fatto, per una difesa di 5 minuti ci è arrivato il verbale a casa. Io così non posso lavorare, cronometrato come se sto facendo una cosa di auto. Tanto lavoro per il giudice di pace. È stata rinviata al prossimo 30 settembre l'udienza preliminare del procedimento nei confronti di 27 imputati scaturito dall'operazione Pandora su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri e Tenneo. Il GIP Orazio Russo dovrà valutare anche la posizione di Luca Sammartino, leader della Lega in Sicilia, indagato per 2 presunti casi di corruzione, che il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della Regione Siciliana e da assessore all'agricoltura. Tra gli imputati anche l'ex sindaco di Tremestieri e Tenneo, Santi Rando, e Pietro Alfio Cosentino, indagati per voto di scambio politico mafioso. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità e torniamo per ascoltare l'inno alla libertà delle donne di Giulia May, cantante palermitana scoperta ad X Factor. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio con la pagina dedicata agli spettacoli. Nuove cantautrici crescono anche grazie ai programmi di talent. Dopo il successo di Anna Castiglia, adesso arriva la palermitana Giulia May e il suo inno alla libertà delle donne. Senza cliché e anche in maniera divertente. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo perché ci sono buone notizie per il Catania tra poco. Siamo al calcio, buone notizie per il Catania. Il giorno dopo la sconfitta rimediata a Giuliano, Betters ha lasciato l'ospedale dopo lo scontro avuto ieri. Mercoledì però a difendere i pali contro il Cerignola sarà quasi certamente Adamonis. Francesco Triolo. Lo spavento è passato, Klavs Betters è stato dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Giuliano per fare rientro in sede. Il portiere del Catania era stato ricoverato dopo il violento colpo alla testa rimediato in uscita bassa su Padula, giunto in ritardo sul pallone. Dopo lo scontro l'estremo difensore lettone ha lasciato il campo venendo rilevato da Adamonis. Adesso, conclusi gli accertamenti diagnostici prescritti dopo il ricovero, Betters ha lasciato il nosocomio. Le condizioni del portiere verranno ulteriormente
ulteriormente valutate nei prossimi giorni, ma intanto nel match infrasettimanale contro il Cerignola si va verso la conferma di Adamonis, vicino quindi al debutto da titolare tra i pali. Un match in cui il Catania vuole riscattare la sconfitta 3-2 subita a Giuliano, una partita in cui i rossazzurri sono stati poco compatti, hanno commesso errori importanti in difesa e subito le ripartenze degli avversari, tutto aggravato da una serie di sbagli davanti alla porta avversaria. Dovevamo fare molto meglio nei duelli, nell'uno contro uno a campo aperto. Abbiamo sofferto un pochettino la velocità e la gamba degli attaccanti del Giuliano. Nonostante questo abbiamo fatto poi tutto noi. Dopo la prima sconfitta adesso attenzione quindi al Cerignola, mercoledì al Massimino, senza particolari drammi contro i pugliesi, e l'ex Peppe Raffaele servirà a ritrovare quel Catania compatto e concentrato delle prime giornate di campionato. Fischia il provinciale per il Trapani che fallisce 2 calci di rigore e pareggia con la Juventus Next Gen. Franco Camarasana. Sono piovuti fischi ieri pomeriggio al provinciale al termine di una partita che il Trapani avrebbe potuto vincere senza dannarsi l'anima più di tanto, e invece Granata, come era successo pochi giorni prima a Taranto, sprecano tutto dagli 11 metri e devono accontentarsi del pari anche contro la Juventus New Generation. Stavolta sono diventati addirittura 2 i calci di rigore sbagliati dagli avanti Granata. Dopo che il Trapani era passato in vantaggio al 13° con un tiro di Ciotti, Canoté, tanto bravo quanto sprecone, al 19° si fa ipnotizzare da Daffara quando gli si presenta tutto solo davanti, mentre al 23° spedisce in cielo un calcio di rigore per un fallo su Mastrantonio. Inizia la ripresa e al terzo la Juventus pareggia con Guerra, ma al 24° altro rigore a favore del Trapani. Stavolta si presenta Zuppel sul dischetto fatidico, ma calcia male e Daffara gli respinge il tiro. E così quella che poteva essere la prima vittoria al provinciale, il Trapani la pareggia, un drammatico pari che i tifosi non apprezzano, bocciando il trio d'attacco Granata, dal quale sarebbe lecito pretendere qualcosa in più. E dopo la partita i calciatori della Juventus Next Gen hanno purtroppo dovuto passare la notte in aeroporto prima di tornare a Torino, perché l'aereo della Ryanair ha avuto un guasto tecnico e i passeggeri, in tutto 191, hanno dormito per terra all'aeroporto Vincenzo Florio. Sono ripartiti soltanto l'indomani con un volo alle 9:20, volo che ha subito un ulteriore ritardo per il maltempo. Il Palermo ha perso le chiavi di casa. Rosanero, che al Barbera nelle ultime 10 partite hanno vinto una sola volta, troppo poco per una squadra che ambisce al salto di qualità. Marco Gullà. C'era una volta il Barbera, fortino rosanero su cui il Palermo costruiva la sua classifica. Non è più così. Il pareggio contro il Cesena conferma un trend che ormai va avanti da mesi. Il Palermo fatica tremendamente in casa. Nelle ultime 10 partite a casalinghe è arrivata soltanto una vittoria nella gara di playoff con la Sampdoria, terminata 2-0 grazie alla doppietta di Diakité. Il Palermo poi ha conquistato solo 8 punti. Oltre alla vittoria con la Samp sono arrivati 5 pareggi e 4 sconfitte. Intanto i rosanero preparano la gara di Coppa Italia di giovedì al San Paolo contro il Napoli. Possibile turnover, Dionisi dovrebbe quindi dare spazio a chi ha giocato meno. Gomez in panchina, Brunori titolare assieme a Leodaron e Insigne. La prossima partita difficilissima la prepareremo e cercheremo di fare il meglio, sapendo che, ovvio, i favoriti sono gli altri, però insomma sarà un'opportunità per alcuni ragazzi che magari in questo momento hanno trovato meno minutaggio, ma anche oggi hanno dimostrato, entrando alcuni, altri giocando, entrando nelle altre partite, che la panchina è di qualità, che chi subentra fa bene. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.